Tra le tante iniziative mediche del fine settimana si svolgerà il prossimo 13 maggio, venerdì, un interessante convegno medico presso il Dioscuri di Agrigento dal tema assistenza infermieristica e endoscopia nei tumori del colon retto. Il direttore del corso è il professore Carmelo Sciumè, la coordinatrice Maria Grazia Manenti. Il corso darà diritto anche a 4 crediti formativi ECM, diverse le sessioni che si terranno. L'introduzione al corso sarà fatta dal professore Pietro Leo, quindi i saluti del direttore sanitario del San Giovanni di Dio, Gaetano Migliozzo. La prima sessione vedrà l'assistenza infermieristica nei tumori del colon retto e dell'ano. Il presidente sarà il dottore Carmelo Sciumè, la moderatrice Maria Grazia Manenti, quindi a seguire i saluti del direttore sanitario Gaetano Mancuso, gli interventi di Salvatore Enrico, Lillo Volpe, Adele Maiorano, Giuseppe Migliore e le domande degli esperti poste da Anna Argento, Maria Baez, Giulia Caputo, Giulia Desiri. Quindi la seconda sessione, endoscopia nei tumori del colon retto e dell'ano, presidente il professore Carmelo Sciumè, le moderatrici saranno Girolama Bosco e Angela Matina. Tra gli interventi, in particolare quello del dottore Alessandro Cantone, dal tema il ruolo dell'endoscopia nello screening dei tumori del colon retto, quindi a seguire quello di Elisabetta Conte, Girolamo Geraci, Fausto Fiocca e le domande degli esperti poste da Tiziana Catalano, Francesca D'Arpa, Giovanna Di Carlo, Giuseppina Ferro, Giulio Graziano, Giuseppe Scarpa, quindi la chiusura dei lavori dopo la valutazione degli ECM.